Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a questo appuntamento organizzato all'interno del Festival Collegamenti, che appunto, come dice lo slogan stesso scelto per questa serie di eventi, ha il precipuo scopo di incrociare i saperi. E effettivamente quello di incrociare i saperi è anche l'obiettivo di questo incontro di oggi, che è stato definito nei termini di un incontro verticale. È il secondo di 3 incontri progettati e organizzati in questo senso. Perché si chiamano verticali? Perché effettivamente si propone a 3 diverse discipline, oggi vedremo il diritto, l'antropologia e le scienze motorie, misurarsi e confrontarsi attorno ad un tema comune. E oggi in particolar modo parleremo di corpo. La scorsa settimana abbiamo affrontato il tema dello spazio, mentre domani si dialogherà a proposito del concetto di informazione. Ora, prima di cominciare, mi preme ricordarvi da parte dell'organizzazione, perché ci tiene particolarmente, che è stato distribuito un questionario che vi chiediamo gentilmente di completare e poi di riconsegnare nel box trasparente collocato all'ingresso, insomma, della sala, in modo da poter avere anche poi un feedback e un riscontro su quello che avete anche voi stessi percepito a proposito di questo incontro. Bene, dicevamo, appunto, oggi ci collochiamo sul tema del corpo e in particolar modo a me è stato chiesto di fornire un'introduzione generale dal punto di vista che non riguarda nessuna di queste discipline che ho nominato precedentemente, ma dal punto di vista della filosofia. La filosofia in questo caso quindi viene convocata per fornire una sorta di abbrivio nei confronti della riflessione e una prospettiva che inevitabilmente, come sempre accade nel caso della filosofia, è critica e problematica verso l'argomento. Allora, che cosa possiamo dire? Ci sarebbero enciclopedie da compilare a proposito del corpo in filosofia. Il corpo naturalmente è qualcosa con il quale inevitabilmente abbiamo tutti a che fare. Per fortuna, appunto, abbiamo lasciato un pochino da parte la smaterializzazione alla quale siamo stati costretti durante il Covid, quindi siamo qui in carne ed ossa, incarnati appunto nei nostri corpi. Ma che cosa dice la filosofia a proposito di questo concetto? Appunto, moltissime cose, ma in particolar modo, non essendo evidentemente questa la sede per proporvi un ragionamento articolato o specialistico, vorrei semplicemente fare il punto a proposito di 2 domande che hanno in qualche misura orientato la riflessione a proposito sul corpo per quanto concerne lo sviluppo del pensiero filosofico, almeno quello occidentale. Bene, la prima domanda che la filosofia si pone nei riguardi del corpo è: che cos'è il corpo? E questa domanda di fatto affonda le sue radici nei tempi pressoché mitici dei riti orfico-pitagorici, che di fatto distinguono e separano il corpo da quella che è l'altra componente fondamentale e ineliminabile della natura umana, che è l'anima. Bene, a partire dall'assunto dualista in base al quale c'è il corpo da una parte e l'anima dall'altra, una serie di filosofi, Platone per primo nel Fedone per esempio, hanno definito inevitabilmente l'anima come la parte più importante, più nobile, più significativa della nostra natura e il corpo di conseguenza invece nei termini di un peso, di una zavorra, di una responsabilità da portare. Platone parla addirittura del corpo nei termini di tomba dell'anima, quindi quest'anima eterea, nobile, sarebbe intrappolata, incarcerata all'interno appunto di un involucro fisico che non le permette mai di esprimersi pienamente come invece dovrebbe fare. Bene, seguendo questa linea di pensiero si arriva a dire che quindi il corpo è una sorta di scarto, è un residuo fisso, è un resto materiale, è appunto, come dicevamo, una zavorra, ma rappresenta anche la parte irrazionale, quella nella quale diamo sfogo ai nostri istinti, che sono istinti contraddittori e che non seguono invece la ragione e l'ordine dell'intelletto. Ecco che quindi il corpo viene rappresentato
guardando come qualcosa, appunto, come una sorta di peso che non ci permette di spiccare il volo e che non ci permette nemmeno di distaccarci da quella odiata natura animale che invece sentiamo e patiamo in noi stessi. Noi ci dobbiamo, attraverso il confronto con il nostro corpo, un corpo che è costantemente, inevitabilmente soggetto al deperimento, alla degenerazione fisica dovuta all'età e appunto alle traversie della vita, noi siamo costantemente confrontati col fatto che in fondo siamo anche animali. Certo, siamo esseri razionali, mi raccomando, certo siamo capaci di grandi cose, di grandi pensieri, ma questo pensiero non può mai essere completamente staccato e disincarnato da quello che siamo e che lentamente appunto sta morendo. Perché il corpo è carne e quando diciamo che il corpo è carne significa anche dire che il corpo quindi è quasi sempre, già da sempre, potenzialmente anche cadavere, un corpo morto che viene insufflato dello spirito, dell'anima, l'anima che però nel momento in cui abbandona il corpo lascia questo involucro svuotato, privo non soltanto di vita ma anche di senso. Il corpo, scusate, senza l'anima risulta un nulla, uno scarto, come dicevamo prima. E questo è il pensiero filosofico che si sviluppa a partire dalla domanda: che cos'è il corpo? Eppure c'è almeno un altro ordine di interrogazioni che viene istruito da parte della filosofia nel momento in cui ci si confronta con questo tema e che ha, se vogliamo, il suo germinare nel pensiero di un filosofo del XVII secolo, quindi della modernità, Spinoza, che non chiede che cos'è un corpo, abbandona l'approccio, diciamo così, essenzialistico, sostanzialistico sul corpo, che cerca di definirlo concettualmente, ma invece si domanda che cosa può un corpo, quindi che cosa si può fare, che cosa ce ne facciamo del nostro corpo. Non ha senso parlare del corpo in generale, proprio perché, appunto, essendo un concetto che noi incarniamo inevitabilmente, quotidianamente con la nostra esistenza, esso non è possibile e non è sottoponibile a generalizzazione. E invece il corpo è qualcosa che noi esperiamo, che noi viviamo costantemente. E il corpo quindi non va inteso come una serie di elementi giustapposti o che si combinano, ma invece come una serie di forze, di energie e di potenze. Noi siamo nel mondo, stiamo al mondo grazie al nostro corpo, facciamo mondo attraverso il rapporto che inevitabilmente intrecciamo tra il nostro corpo e quello altrui. E infatti non a caso Spinoza parla di affetti, di affezioni, di passioni, non tanto in senso romantico-sentimentale, ma proprio nei termini di noi veniamo affetti, noi siamo soggetti all'influenza di che cosa? Degli altri corpi. E quindi da questo punto di vista il male, la tristezza, non sono che un incontro andato male con un altro corpo, quindi con un altro ente con il quale noi ci relazioniamo, ma in una maniera che non aumenta, non esprime la nostra potenza di vita, la nostra potenza esistenziale, bensì la diminuisce o addirittura l'annulla. Viceversa, al contrario, nel momento in cui siamo affetti dalla gioia, nel momento in cui possiamo dire ci sentiamo felici, quello è il momento in cui il contatto con un altro corpo è stato particolarmente funzionale ad accrescere la nostra, appunto, di nuovo potenza di vita. Un po' come succede quando siamo innamorati e incredibilmente miglioriamo anche quello che è il nostro rendimento, sia esso scolastico oppure lavorativo. Perché? Perché appunto la gioia e la felicità, l'incontro tra i corpi, un incontro felice tra i corpi, genera un aumento reciproco delle nostre potenze. Ebbene, quindi, da un lato appunto abbiamo la visione sostanzialistica, dall'altro abbiamo la visione funzionalistica, la visione che parla di soglie di intensità che noi superiamo costantemente all'interno della nostra vita per rapportarci agli altri corpi. E oggi però che ne è del corpo? Oggi io credo che la filosofia si debba confrontare con un altro ordine di questioni sulla quali non è possibile soprassedere,
oltre a che cos'è un corpo, oltre a che cosa può un corpo, forse oggi dobbiamo imparare e iniziare a chiederci che ne è rimasto del corpo, perché effettivamente è inutile negarlo e sarebbe impossibile farlo comunque. Bisogna confrontarsi col fatto che siamo in un'epoca di passaggio. La rivoluzione digitale, tecnologica, informatica, che dir si voglia, ci sta mostrando che effettivamente qualcosa sta succedendo anche ai nostri corpi. Negli ultimi decenni Michel Foucault, un filosofo contemporaneo che si è occupato proprio del problema del corpo, ha parlato di biopolitica, mostrando quanto le istituzioni politiche si siano interessate fino a poco tempo fa dei nostri corpi per renderle, attraverso la scuola, i carceri, gli ospedali e tutte quelle che lui chiama appunto istituzioni e dispositivi, per rendere questi corpi docili, mansueti, addomesticati. Abbiamo bisogno di corpi che stiano all'interno di un ordine sociale. Bene, questa attenzione che era stata rivolta da parte delle istituzioni politiche, oggi mi pare che invece sia un'attenzione che sia stata catturata da parte della tecnologia, se vogliamo parlare in generale, o più precisamente da parte dell'economia, da parte delle imprese che stanno dietro lo sviluppo tecnologico e che si occupano e si preoccupano dei nostri corpi. E però appunto noi da filosofi, aspiranti tali o comunque insomma da gente che esercita il pensiero critico dobbiamo effettivamente chiederci che ne è del nostro corpo. Si può ancora parlare di corpo, per esempio, nel momento in cui si promuove sempre di più, come effettivamente sta accadendo, un'ibridazione tecnologica tra uomo e macchina. Pensiamo alla prospettiva transumanista che ormai non ha più nulla di fantascientifico. Ma poi ancora possiamo pensare ad un'intelligenza, a quella che appunto i pitagorici chiamavano anima, disincarnata da un supporto fisico-materiale. Oggi si parla tanto di intelligenza artificiale, di coscienza come di una sorta di software che è privo ormai dell'hardware, che è privo del supporto fisico-materiale. Ma è possibile questa cosa o stiamo andando oltre l'idea appunto di corpo? E ancora, nel momento in cui noi esibiamo in maniera ormai sempre più ossessiva i nostri corpi all'interno degli schermi e dei dispositivi, insomma, che tutti i vari social media ci mettono a disposizione, quei corpi che cosa sono, che cosa rappresentano, che genere di domande ci stanno ponendo? Ora, voi sapete che la filosofia ha questo vantaggio di non fornire delle risposte definitive, ma di continuare a pensare, anzi di stimolare il più possibile la riflessione. Quindi io mi esimo dal fornirvi una risposta, anche perché insomma richiederebbe troppo tempo a queste e molte altre domande, e invece a questo punto lascerei la parola alla prima dei tre ospiti, che è Paola Ziliotto, che si occupa di diritto e che ci parlerà appunto del corpo nell'ambito della sua disciplina. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a tutti per essere venuti e soprattutto desidero ringraziare di cuore tutti gli organizzatori di questo bellissimo festival per aver pensato e realizzato il festival e per avermi invitato a parteciparvi. Allora, come diceva un momento fa la collega Capodivacca, forse avete visto anche nelle locandine, io mi occupo di diritto, sì, ma mi occupo in particolare di diritto romano, cioè del diritto dell'antica Roma. È un diritto che costituisce, diciamo, soprattutto dal punto di vista del diritto privato, costituisce il complesso normativo più raffinato, elevato di tutti i tempi, tant'è che insomma non a caso è stato preso come modello e ha ispirato e ha influenzato tutte le più o meno direttamente tutte le codificazioni civili europee e non solo europee. Ai giorni nostri è guardato con grandissimo interesse adesso per esempio dai cinesi. Ecco, per quanto riguarda il nostro tema in particolare, il diritto romano si è occupato del corpo sotto moltissimi profili, sotto moltissimi aspetti, tant'è che solo per enumerarli mi ci vorrebbe tutti i 20 minuti che ho a disposizione. E quindi diciamo che io ho scelto di parlare di un tema
che costituisce, diciamo, parte di un più ampio progetto di ricerca che ho presentato lo scorso anno e che proprio in questi giorni ho saputo con grande soddisfazione essere stato finanziato dal Ministero. E il tema riguarda il corpo della donna incinta e il corpo del nascituro. Sempre naturalmente nel diritto romano. Ho scelto questo tema anche perché credo che sia un tema questo che sia facilmente comprensibile anche da parte di chi è completamente digiuno di qualsiasi nozione di diritto, nozione giuridica. In particolare vi parlerò di due istituti del diritto romano che riguardano il corpo della donna incinta e il corpo del nascituro, che sono la custodia del ventre e la cura del ventre. Dico subito che il tema è meno romantico di quello che i nomi dei due istituti potrebbero far pensare, perché dove c'è di mezzo il diritto, in particolare il diritto privato, ahimè, tutto si riduce sempre a una questione di vile denaro. Quindi passiamo dalla elevatezza della filosofia che pone domande senza dare risposte alla concretezza pratica dei giuristi romani che danno solo risposte e in particolare danno risposte che risolvono problemi banalmente economici. Ecco, diciamo che anche i nostri due istituti non fanno eccezione alla regola. I due istituti della custodia del ventre e della cura del ventre riguardano entrambi la donna rimasta vedova durante una gravidanza o durante una presunta gravidanza, ed entrambi si giustificano in ragione delle aspettative ereditarie, cioè delle aspettative successorie ereditarie del nascituro, cioè del figlio che la donna vedova porta nel grembo, nel ventre, nell'utero, come dicono i giuristi romani. Allora, senza poter entrare nel dettaglio della complessa disciplina elaborata dal diritto romano in tema di successione ereditaria del concepito, in particolare per quanto riguarda il figlio concepito ma non ancora nato al momento della morte del padre, è sufficiente per parlarvi di questi due istituti, è sufficiente sapere poche cose, e cioè è sufficiente sapere che il diritto romano fin d'antico ha tutelato le aspettative ereditarie, le aspettative successorie del figlio concepito ma non ancora nato al momento della morte del padre, aspettative successorie che però si sarebbero concretizzate solo ed esclusivamente con la nascita del figlio, e di conseguenza la nascita del figlio postumo poteva incidere in maniera anche molto pesante sulle aspettative successorie ereditarie degli altri eredi, di quelli già vivi, oppure di quanti sarebbero stati eredi se il figlio postumo non fosse nato. Allora, per spiegare quest'ultimo punto faccio un unico esempio che è, credo, immediatamente comprensibile a tutti. Allora, oggi come ieri, quando una persona muore senza avere fatto testamento, è la legge che stabilisce chi sono i suoi eredi, cioè è la legge che stabilisce l'ordine nel quale le persone che sono legate al defunto sono chiamate ad ereditarne il patrimonio. Ecco, nel diritto romano, quando moriva un uomo, quindi una persona di sesso maschile, senza aver fatto testamento, i primi chiamati ad ereditarne il patrimonio erano i suoi figli, tutti i suoi figli, maschi e femmine, compresi appunto i figli concepiti ma non ancora nati al momento della sua morte, i quali però, come vi dicevo un momento fa, avrebbero acquistato i beni paterni, i beni ereditari, solo ed esclusivamente con la nascita.
Allora, questo significa, per esempio, che se un uomo moriva, ad esempio, lasciando un figlio vivo, già nato, un figlio già nato e un figlio non ancora nato, ma solo concepito al momento della sua morte, ecco, il figlio già nato, avrebbe acquistato in questa situazione, avrebbe acquistato l'intero patrimonio paterno, l'intero patrimonio ereditario, nel solo caso in cui il figlio concepito ma non ancora nato non avesse visto la luce, non fosse nato. Se invece il figlio postumo fosse nato, il figlio già nato avrebbe dovuto dividere a metà, dividere con il fratello il patrimonio paterno, il patrimonio ereditario. Allora la nascita del figlio postumo in questo caso non toglie al figlio già nato la qualità di erede, ma si capisce che dimezza le sue aspettative successorie. Ecco, è dunque chiaro che sotto il profilo patrimoniale il figlio già nato ha un interesse contrario alla nascita del fratello. In altri casi, addirittura la nascita del figlio postumo annulla completamente le aspettative ereditarie di chi sarebbe erede in assenza della sua nascita. A maggior ragione, dunque, in questi casi i potenziali eredi avranno un interesse contrario alla nascita del figlio postumo. Ecco, allora gli esempi che si potrebbero fare sono infiniti, ma mi fermo qui e spero di aver comunque chiarito il concetto. Insomma, la nascita di un figlio postumo può incidere pesantemente sulla successione ereditaria del padre defunto, determinando la riduzione delle aspettative ereditarie di chi comunque, nonostante la nascita, resta erede, come nel caso del fratello, o addirittura annullando le aspettative successorie ereditarie di chi sarebbe stato erede in assenza della sua nascita. Perché tutto questo discorso, di cui mi scuso, questa premessa sulle aspettative successorie del nascituro? Perché il primo istituto di cui intendo parlarvi, quello della custodia del ventre, riguarda appunto, è un istituto che in primo luogo mira a tutelare proprio le aspettative ereditarie di questi eredi già vivi, che con la nascita del figlio vedrebbero ridotte o addirittura annullate le loro aspettative ereditarie. Quindi è uno istituto che mira a tutelare gli interessi dei potenziali eredi. In che modo la custodia del ventre voleva tutelare gli interessi di questi eredi? Beh, dettando delle regole dettagliatissime dirette ad evitare un fenomeno evidentemente molto diffuso a quell'epoca, e cioè il fenomeno della supposizione di parto o il fenomeno della supposizione e della sostituzione di parto. Una disciplina, un insieme di regole dettagliatissime, cioè dirette ad evitare che la donna fingesse la gravidanza oppure che la donna sostituisse il figlio nato morto con il figlio di un'altra donna, impedendo la supposizione e la sostituzione del parto. Quindi si voleva garantire che il figlio nato dalla donna che il figlio fosse effettivamente figlio del padre defunto e che quindi quel figlio fosse effettivamente un erede, va bene? Fosse un effettivo erede, un effettivo figlio, quindi un effettivo erede. E in questo modo si tutelava quindi l'interesse degli altri eredi a veder ridotte oppure addirittura annullate le loro aspettative successorie solamente in presenza di un effettivo erede e non di un erede fasullo. Quali erano queste regole dettagliatissime? Bene, entro 30 giorni dalla morte del marito, la donna doveva notificare agli eredi interessati di essere incinta.
doveva notificare agli eredi interessati di essere incinta affinché questi, se lo desideravano, le inviassero delle ostetriche per ispezionarne il ventre, evidentemente allo scopo di accertare lo stato di gravidanza. Il pretore poi, che era diciamo il titolare della funzione giurisdizionale, va bene, il pretore, sceglieva una donna onestissima nella cui casa la vedova incinta avrebbe dovuto partorire. La vedova incinta quindi un mese prima del parto, quindi diciamo 30 giorni prima di quello in cui si riteneva che avrebbe partorito, avrebbe dovuto dare notizia di ciò agli eredi interessati affinché questi, sempre se lo desideravano, le inviassero dei custodi del ventre che avevano appunto il compito di custodire il ventre attraverso un'attività di sorveglianza della stanza e della casa nella quale la donna avrebbe dovuto partorire. In particolare la stanza doveva avere certe caratteristiche, adesso non mi dilungo, doveva avere solamente una porta, se ne aveva di più le altre dovevano essere sbarrate da dentro e da fuori, eccetera. I custodi del ventre piazzati davanti alla porta dovevano quindi sorvegliare la stanza. Quando la donna vi entrava oppure doveva entrare in un'altra stanza, ad esempio doveva andare in bagno, la precedevano per andare a controllare, a ispezionare la stanza e nello stesso tempo questi custodi del ventre avevano anche il potere di perquisire tutti coloro che fossero entrati nella casa. Quando poi la donna era in procinto di partorire, ancora una volta doveva dare avviso di ciò agli eredi interessati, affinché questi potessero inviarle questa volta delle donne che assistessero al parto. Donne che assistessero al parto che avevano quindi, dovevano svolgere, diciamo, un'attività di controllo, di sorveglianza durante il parto. Dovevano vigilare durante il parto che il neonato fosse effettivamente partorito dalla donna. Nella stanza, oltre alle 2 ostetriche, potevano esserci al massimo altre 16 donne e tutte le donne che entravano nella stanza del parto dovevano essere perquisite prima di entrarvi perché non ce ne fosse, per accertarsi insomma che non ce ne fosse nessuna incinta. La stanza poi doveva essere molto ben illuminata, dovevano esserci almeno 3 lampade perché si capisce che ancora una volta il buio avrebbe favorito la sostituzione del neonato. Ecco, questa è la procedura per evitare la supposizione e la sostituzione del parto. Qual era la sanzione se la procedura non veniva rispettata, cioè se non fossero state permesse la ispezione del ventre all'inizio della gravidanza, la custodia del ventre nel mese precedente al parto e la custodia del parto durante il parto? Bene, la sanzione sarebbe stata quella di escludere il neonato dalla successione paterna. Allora si capisce che anche la donna aveva interesse a sottoporsi a questa fastidiosa procedura di sorveglianza per consentire appunto a suo figlio di subentrare in qualità di erede nel patrimonio di suo padre. Va altresì notato che Ulpiano, che è il giurista romano che ci racconta questa dettagliata disciplina, di questa dettagliata disciplina evidenzia anche la funzione di tutela di un interesse non solo privato ma anche pubblico. Dice infatti Ulpiano che corrisponde all'interesse pubblico evitare che con le sostituzioni dei neonati si comprometta la dignità delle famiglie e la dignità dell'ordine sociale. E in questa considerazione che fa Ulpiano diciamo che è completamente evidente una tendenza propria dei giuristi romani, sulla quale tornerò subito quando vi parlerò della cura del ventre, ma che si ritrova anche in altri istituti che coinvolgono la nascita di figli, per esempio in tema di aborto,
Ecco, dico, in quella considerazione si vede la tendenza dei giuristi romani a considerare il concepito non solo, diciamo, in quanto potenziale erede del padre, ma anche in quanto potenziale nuovo cittadino. Dunque, dicevo, anche la donna ha interesse a sottoporsi a questa procedura nell'interesse del figlio, per consentire al figlio appunto di subentrare in qualità di erede al patrimonio, nel patrimonio paterno. D'altra parte, e arrivo così al secondo istituto, quello della cura del ventre, la vedova incinta, la vedova insomma che dichiarasse di essere incinta, poteva chiedere all'autorità giudiziaria, poteva cioè chiedere al pretore, di essere immessa temporaneamente nel possesso dei beni, del patrimonio, insomma del marito, in nome del nascituro, in nome del ventre, in nome del nascituro, quindi ventris nomine. Temporaneamente, dicevo, perché si trattava di un possesso provvisorio, se le veniva accordato si trattava di un possesso provvisorio destinato a durare, cioè, solo fino al momento della nascita del figlio, oppure fino al momento dell'eventuale aborto, oppure fino al momento in cui fosse accertato che la donna in realtà non era incinta. La finalità di questa immissione della donna nel possesso dei beni del marito defunto era quella di fornire alla donna i mezzi necessari per portare a termine la gravidanza e nello stesso tempo era quello di preservare l'integrità del patrimonio paterno a beneficio del nascituro che lo avrebbe acquistato con la nascita. E difatti la donna, una volta ottenuto l'immissione nel possesso dei beni del marito, doveva chiedere la nomina di un curatore, il curatore del ventre, appunto. Curatore del ventre che aveva una duplice funzione: da un lato quella di appunto sorvegliare sul patrimonio e quindi garantirne l'integrità, perché poi quel patrimonio sarebbe andato al nato, e soprattutto un'altra funzione, che è quella che adesso interessa di più, che era quello di provvedere con il patrimonio del marito defunto ai fabbisogni della donna. Va bene? Quindi fornendo con questo patrimonio alla donna tutto ciò e solo ciò che le serviva, non di più, tutto ciò e solo ciò che le serviva per alimentare il feto e portarlo fino al parto. Ecco, il curatore del ventre doveva quindi fornire alla donna cibo, vestiti, un tetto e insomma tutto ciò che le serviva a questo scopo, tenuto conto anche della ricchezza delle facoltà, quindi della ricchezza del marito defunto e anche della dignità sociale del marito defunto e della donna stessa. E va notato che il curatore doveva provvedere in questo senso anche se la donna avesse avuto un suo patrimonio, cioè anche se la donna avesse avuto di che mantenersi. Cioè il fatto che la donna fosse dotata di mezzi, avesse il suo patrimonio, non impediva la sua immissione nel possesso dei beni del marito e la conseguente nomina del curatore, perché in realtà, dicono i giuristi, spiegano i giuristi, quello che il curatore passava alla donna, il curatore lo dava alla donna non per la donna, ma per ciò che la donna aveva nel ventre, per ciò che la donna aveva nell'utero. Insomma, lo scopo della cura del ventre era quello di alimentare il feto tramite la madre per consentirgli appunto di svilupparsi e di arrivare alla nascita. Ecco, questo potrebbe far pensare, e ha fatto pensare, che il diritto romano riconoscesse e tutelasse un diritto alla vita del concepito. Ecco, in realtà pare che non sia così, perché va evidenziato che ad essere alimentato era solamente il concepito, il figlio concepito, destinato a diventare erede con la nascita.
e non invece quel figlio concepito che con la nascita non avrebbe acquistato la qualità di erede. Pensate a questo caso, pensate al caso in cui il padre avesse nel suo testamento diseredato il nascituro, avesse cioè inserito nel suo testamento una clausola di questo tipo: se ciò che è nell'utero nascerà, sia diseredato. Va bene? Allora in questo caso, per questo figlio diseredato, che appunto in quanto tale con la nascita non avrebbe acquistato la qualità di erede, non era possibile chiedere l'immissione nel possesso dei beni del marito e la conseguente cura del ventre. E pertanto, agli occhi del diritto romano, questo concepito, che non era destinato a diventare erede, questo concepito poteva tranquillamente essere lasciato morire di fame. La vita tutelata, dunque, non era certamente quella del concepito in quanto tale, ma era quella del concepito in quanto erede di suo padre. L'interesse tutelato da questo istituto, dunque, non era l'interesse a nascere del concepito, ma era un interesse molto avvertito nel mondo romano, e cioè era l'interesse del padre ad avere un erede. E lo dice espressamente Ulpiano, quello stesso giurista che nominavo un poco fa a proposito della custodia del ventre, il quale Ulpiano, nel suo commento a questo istituto, evidenzia anzi come l'interesse tutelato fosse non solo quello individuale del padre, ma fosse più in generale quello della collettività intera alla nascita di un nuovo cittadino. Dice Ulpiano: il concepito deve essere alimentato perché nasce non solo al padre al quale appartiene, ma nasce anche alla res publica. Del resto, che ad essere tutelato fosse esclusivamente l'interesse del padre alla nascita di un erede e non la vita del concepito in quanto tale, risulta anche dalla disciplina giuridica in tema di aborto. Ecco, io non ho ovviamente il tempo di parlarvi dell'aborto. Dico solamente questo, che all'inizio del III secolo d.C., quando Tertulliano, che era un apologeta e scrittore cristiano, sosteneva che impedire la nascita è un omicidio precoce e che uomo è anche colui che sarà, quando Tertulliano diceva queste cose, gli imperatori Settimio Severo e Antonino Caracalla punivano sul piano del diritto penale l'aborto praticato dalla donna sposata solamente in quanto lesivo dell'interesse del marito. Leggo un brevissimo passo di un giurista romano che ci dice: i divini imperatori Settimio Severo e Antonino Caracalla stabilirono che il preside della provincia punisse con l'esilio temporaneo la donna che si era procurata un aborto. Sembra infatti indegno che ella possa impunemente frodare il marito per quanto riguarda i suoi figli. Ecco, quindi è chiaro, l'interesse tutelato è quello del marito alla nascita del figlio, alla nascita del suo erede. Siamo quindi, mi pare, ancora piuttosto lontani dalla tutela della vita in quanto tale. Grazie. Professoressa Paola Ziliotto, appunto, dell'Università di Udine, e lascio la parola invece alla professoressa Patrizia Quattrocchi, anche ella docente all'Università di Udine, che ci parlerà del corpo da un punto di vista antropologico. Buonasera, grazie per l'invito, grazie a voi per essere qua. Io vi parlerò propriamente dell'approccio antropologico al corpo, e prima di iniziare a fare questo vorrei brevemente definire antropologia proprio secondo il contesto in cui utilizzeremo questa parola, perché a volte quando parliamo di antropologia pensiamo in generale alla storia dell'essere umano o pensiamo allo studio dell'essere umano, però non definiamo mai in che senso. Ci sono molte possibilità per studiare l'essere umano. Noi non
parleremo di antropologia fisica, cioè non parleremo questa sera di un approccio che ha a che fare con l'evoluzione dello studio dell'uomo, una branca dell'antropologia, ma che interessa il nostro tema in maniera marginale. Parleremo invece di antropologia culturale e sociale. Che cos'è l'antropologia culturale e sociale? È esattamente ciò che vedete in questa fotografia. Si tratta dei nostri modelli che, come vedremo tra poco, noi naturalizziamo, rendiamo normali, non ci rendiamo conto di quando li apprendiamo, non capiamo esattamente l'origine del sederci in questo modo, per esempio, del camminare in un altro modo, del gustare un certo tipo di cibo, dell'accudire i nostri figli in un certo, con una certa modalità piuttosto che in un'altra. E di questo si occupano gli antropologi cercando innanzitutto di trovare similitudini e differenze nelle diverse società contemporanee. L'antropologia culturale, che è la disciplina di cui appunto parliamo questa sera, è una disciplina sincronica, cioè si interessa a come nelle diverse società e nelle diverse culture facciamo cose e pensiamo cose in maniera differente. Questa è una efficacissima, secondo me, e chiara definizione di cultura che ci dà un antropologo contemporaneo svedese che si chiama Ulf Annertz. Lui dice: le culture sono dei modi sedimentati di fare e di pensare le cose nei diversi contesti. Capite bene che il concetto di cultura è un concetto molto complicato da definire, anzi è uno dei cuori della disciplina antropologica. Tutti gli antropologi si sono interessati a questo concetto e oggi noi lo possiamo in qualche modo tracciare proprio pensando a quei simboli e quei significati che condividiamo. Vi porto un esempio che a volte uso con i miei studenti e le mie studentesse. Se io in questo momento col mio occhio faccio questo in maniera ammiccante, probabilmente molti di voi capiranno che sto dicendo andiamo fuori a berci un caffè perché questa chiacchierata non è così interessante. Il fatto che voi lo comprendiate significa che stiamo condividendo un sistema di simboli e di valori, che è esattamente ciò che è la cultura. È un sistema condiviso di significati, per cui nel momento in cui io metto in atto questo gesto davanti a voi, voi comprendete, ma se io lo mettessi in atto magari in una lontana isola del Pacifico o tra gli Inuit della Groenlandia, probabilmente non capirebbero e vedrebbero soltanto un tic più o meno fisico o nervoso. Questo è ciò che intendiamo per cultura oggi ed è fondamentale capire che la cultura con la A maiuscola finale o con la C maiuscola iniziale è un processo dinamico. Siamo molto lontani dalla definizione di cultura ottocentesca per cui la cultura di un popolo uguale territorio, religione, lingua. Oggi abbiamo un'idea processuale delle culture e della cultura come un qualche cosa che cambia e che ha a che fare esattamente con ciò che gli uomini fanno, oltre che con ciò che gli uomini dicono. La cultura dal punto di vista antropologico diventa interessante nel momento in cui ci serve per comprendere l'altro, che è un po' il discorso che cercheremo oggi di mettere in atto partendo proprio dall'analisi del concetto di corpo. È importante comprendere che questa disciplina non ha un oggetto di studio specifico, noi non studiamo qualcosa di specifico, noi abbiamo una prospettiva e questa prospettiva la possiamo utilizzare per studiare una sedia da un punto di vista antropologico, che funzione ha, che significato ha, che tipo di sedie utilizziamo in un palazzo reale, non sono le stesse sedie che utilizzo a casa o in un bar o in una cantina. Oppure possiamo per esempio studiare processi di natura economica, di natura religiosa, di natura epistemica, possiamo studiare pratiche, possiamo studiare saperi, possiamo studiare oggetti e manufatti e così via. Perché vi dico questo? Perché è importante comprendere che se non abbiamo un oggetto di studio, qualsiasi processo che ha a che fare con l'uomo in società, e qui entra pieno la corporeità, perché l'uomo in società è corpo, come abbiamo detto finora, è un processo che può essere analizzato dal punto di vista antropologico. Questo pensiero antropologico ha delle caratteristiche specifiche, seppur non ha un oggetto di studio, ha sì uno sguardo, che è uno sguardo peculiare.
E qual è la caratteristica principale o le caratteristiche principali di questo sguardo peculiare? Innanzitutto è un sapere critico, fondamentale, è un sapere che nasce nel confronto con la diversità. L'antropologia nasce 2 secoli e mezzo quasi fa e nasce proprio come studio delle popolazioni primitive extraoccidentali. I primi europei andavano in luoghi molto esotici e lontani a studiare gli usi e costumi dei popoli primitivi, dopodiché ritornavano nel nostro contesto e raccontavano in deliziosi congressi scientifici le stranezze che gli altri conducevano nei loro luoghi. Dopodiché questo sguardo però ha nutrito la stessa riflessione occidentale, perché il confronto con la diversità vuol dire sempre e comunque rendersi conto dei limiti dei nostri approcci. Quando noi ci approcciamo a una cultura diversa ci accorgiamo che magari certe categorie, certe idee non sono sufficienti per poter capire categorie e idee degli altri. E quindi questa disciplina nasce fin da subito come una disciplina critica, riflessiva, che mette continuamente in discussione le sue stesse categorie e le sue stesse assunzioni. Siamo logorroici da questo punto di vista, anche oggi. Dopodiché, un'altra delle caratteristiche importanti di questa disciplina, e vedremo come questo nutre il nostro approccio al corpo, è la capacità di relativizzare. Ancora una volta il confronto con la diversità ci rende consapevoli che non esiste un unico modo di fare le cose. Non c'è un modo universale di pensare al corpo, lo diremo tra poco. Il corpo è un prodotto culturale, dipende da dove siamo e dipende dallo sguardo che noi abbiamo costruito a partire dal nostro sistema di valori. Di conseguenza, la capacità di relativizzare la nostra idea di corpo e di capire che ci sono anche altri modi di, è una capacità intrinsecamente antropologica e al contempo questa capacità ci porta a decentralizzare il nostro sguardo. Una delle caratteristiche del pensiero antropologico, il riuscire ad osservare anche noi stessi, perché l'antropologia, dopo aver osservato gli altri primitivi, è tornata a casa e ha cominciato ad osservare anche noi stessi con uno sguardo critico. E così ci osserviamo, ci studiamo, ci analizziamo come se stessimo osservando degli altri e capiamo una serie di questioni e di problematiche che non capiremmo se non avessimo questo sguardo esterno. E infine, nell'approccio antropologico è fondamentale il cercare, fin dove possibile, di superare quello che noi chiamiamo l'etnocentrismo, cioè questa idea che tutte le culture costruiscono e hanno, fa parte proprio dei processi identitari, per cui ci si pensa sempre migliori, ci mettiamo un po' all'apice di una scala gerarchica, abbiamo la cultura migliore, abbiamo la medicina migliore, abbiamo il sistema religioso migliore e gli altri stanno un pochino più in basso. L'antropologia invita a rivedere questo approccio e a pensarci come un continuum di possibilità. Le culture sono un continuum di possibilità che l'essere umano ha e la mia cultura è esattamente ciò che non è la cultura dell'altro, all'interno di un cerchio forse più che una scala. Questo tipo di approccio, quindi riflessivo, critico, comparativo, viaggio attraverso le culture, i diversi modi di fare le cose, pensare le cose, è assolutamente utile quando noi cominciamo ad interessarci di corpo. In realtà gli antropologi si interessano da sempre di corpo, fin dagli primi studi che noi abbiamo, perché l'essere umano fa le cose attraverso il corpo. Com'è il corpo antropologico? Beh, il corpo antropologico non è soltanto un corpo biologico. L'antropologia guarda al corpo come a un dispositivo di tipo simbolico e anche strutturale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non ci accontentiamo, nella nostra visione, di pensare al corpo come un insieme di organi o di parti. Siamo consapevoli che c'è una dimensione biologica, ma siamo altrettanto consapevoli che c'è una dimensione sociale e culturale e politica altrettanto importante, di cui peraltro siamo consapevoli. A volte noi utilizziamo delle metafore sociali parlando di corpo. Pensiamo a quante volte pensiamo alla nostra stessa società come un corpo, come un organismo, una società malata. Una società non può essere malata, un corpo può essere malato. No? E poi c'è un corpo politico a cui si accennava anche prima, riprenderemo anche noi questo discorso, un corpo che viene appunto addomesticato dentro le culture attraverso una serie di dispositivi tra i più svariati, dipende da dove ci troviamo nella grande geografia del nostro
mondo, ma dispositivi che appunto addomesticano, disciplinano, normano un corpo che deve essere socialmente ricondotto alle aspettative e ai valori. L'invito dell'antropologia è quello di superare la dicotomia mente-corpo, cioè superare la visione organicista, questa idea che il corpo sia, leggo una piccola citazione da Cartesio, come un orologio composto da rotelle e contrappesi. Io considero il corpo dell'uomo in questo modo. Non è soltanto un orologio in cui noi possiamo in qualche modo sostituire un ingranaggio e tutto funziona come prima. La metafora del corpo-macchina, che è una metafora fondamentale nella storia del pensiero scientifico e anche nella storia del pensiero biomedico, è certamente interessante e accattivante, ma ci porta ad una visione riduzionista di quello che è il corpo, perché oltre all'organo, gli antropologi ricordano costantemente c'è una persona che vive quel corpo, per esempio il corpo malato, il corpo doloroso, in un modo specifico, e c'è una comunità, che può essere la famiglia, ma può essere anche la collettività nel suo complesso, che interpreta sempre i corpi, così come interpreta i corpi malati. Pensiamo per esempio ad alcune patologie di cui molti di noi hanno visto, io per prima, la storia e la genesi. Per esempio l'HIV, il momento della scoperta dell'HIV con la patologia dell'AIDS, eccetera, eccetera. Pensiamo agli stigmi sociali, per chi si ricorda quegli anni, che hanno costruito un'idea di patologia a partire da rappresentazioni culturali, per cui la devianza, eccetera, eccetera, no? Rappresentazioni che niente hanno a che fare con il virus dal punto di vista organico, hanno ovviamente a che fare con l'interpretazione collettiva, sociale, culturale, quindi antropologica, nel senso del nostro discorso, di quel virus che fa qualcosa in quel corpo. Quindi l'invito dell'antropologia è appunto quello di guardare oltre al biologico, di capire che il biologico si inserisce dentro un sistema di valori e che il biologico è sempre, sempre culturalmente interpretato, in modi differenti ovviamente, nelle differenti culture. Questo permette di superare la dicotomia, come abbiamo detto, mente-corpo e di utilizzare un nuovo paradigma che l'antropologia comincia ad accarezzare intorno agli anni 90 più o meno, che è il paradigma dell'incorporazione, un concetto potente, interessantissimo, attraverso il quale noi cominciamo a pensare ai corpi come un insieme, un intreccio di diverse dimensioni. Per cui io sono un corpo, senza dubbio, e attraverso il mio corpo conosco il mondo, la percezione, ovviamente, ma ho un corpo, ho una rappresentazione del mio corpo, c'è un sistema cognitivo che in qualche modo mi dice come il mio corpo, per esempio, debba essere. Pensiamo agli ideali estetici, che hanno ovviamente a che fare con i modelli culturali e cambiano nei differenti momenti della storia e negli spazi differenti. Allora questo paradigma attento al io sono, al io ho e anche al io faccio, perché attraverso il corpo io agisco, c'è la dimensione della agency che diventa sempre più importante in questi studi che accolgono il paradigma della incorporalità, dell'incorporazione, è la traduzione dall'inglese non felice, ma ormai utilizziamo questo termine, permette appunto di superare quell'idea che mente e corpo siano divise e permette di farci capire quale sia la relazione tra ciò che è fuori da me e ciò che è dentro di me. È una relazione dialogica e processuale, ciò che è fuori influenza ciò che è dentro e viceversa. E in questo modo capiamo sempre di più noi antropologi che il corpo, come vi dicevo all'inizio, è un dispositivo simbolico, è un qualcosa che mi permette di comunicare, di costruire valori, per esempio, e anche di trasmetterli alle generazioni. Per meglio comprendere questi processi e per meglio comprendere come la incorporazione possa essere utile per analizzare il nostro essere corpo, nel senso complesso e multidimensionale a cui ho accennato, io ho scelto 4 parole chiave, su cui mi soffermerò brevemente. Identità, gerarchie, bisogni e resistenze. Identità senza dubbio, il corpo è marcatore di identità.
diciamo noi antropologi. Attraverso il corpo noi definiamo chi siamo e al contempo definiamo chi non siamo. Io non sono come te, perché il tuo corpo è diverso rispetto al mio. Ovviamente identità significa moltissime cose. In antropologia significa, negli studi sulla corporeità, attenzione alle modalità attraverso cui nelle differenti culture fabbrichiamo gli umani. Ci fabbrichiamo. Noi ci fabbrichiamo in continuazione, attraverso un taglio di capelli, il modo in cui mi vesto, le posture, come mi siedo. Cioè, nelle differenti società e culture ci sono dei modelli, come dicevo prima, che noi chiamiamo modelli culturali, che introiettiamo fin dalla prima infanzia. E oggi sappiamo, grazie alle scoperte recentissime delle neuroscienze, dell'epigenetica, anche prima, già nella pancia della mamma, che ci permettono di agire, di categorizzare, di comprendere la realtà esterna in un certo modo. E quindi io non mi rendo poi più conto del perché mi siedo su questa sedia in questo modo. Sono una docente universitaria, sto parlando a un pubblico di persone, non mi siedo in maniera, voglio dire, differente, a cavallo le gambe. Non me lo chiedo più, non è un qualcosa che mi chiedo ogni giorno, non mi chiedo perché mangio quello che mangio ogni giorno. È un sistema di valori che ormai ho appunto incorporato e che diventa naturale. I processi di naturalizzazione interessano moltissimo gli antropologi. Che cosa significa? Significa proprio che l'abitudine fa sì che noi non ci rendiamo più conto, non ci chiediamo più il perché consideriamo, per esempio, buono un certo cibo e cattivo un altro cibo, che di solito è il cibo degli altri. E più gli altri sono lontani da noi, più quel cibo è cattivo. È un qualcosa che diventa parte della nostra quotidianità, proprio attraverso questi processi, abbiamo detto, di naturalizzazione. Quindi, come costruiamo i corpi nelle differenti culture è sicuramente uno degli aspetti di interesse antropologico. E come costruiamo i generi attraverso i corpi nelle differenti culture. Un altro tema interessantissimo. Come costruiamo l'idea di corpo femminile, di corpo maschile, di genere maschile, di genere femminile. Sapete che il concetto di genere oggi è un po' di moda, potremmo dire, nelle sue varie, diciamo così, accezioni e possibili riflessioni. Da un punto di vista antropologico noi studiamo i dispositivi di costruzione del genere, per esempio, cioè come nelle differenti culture forgiamo un'idea di corpo maschile e di corpo femminile dal punto di vista fisico e simbolico. Lo facciamo attraverso una serie di espedienti, certamente, basta entrare in un supermercato, troviamo i giocattoli per le bambine, i giocattoli per i bambini, sono completamente diversi anche nei colori e sono diversi nelle funzioni. Ancora oggi, nonostante i grandi cambiamenti che sono sotto gli occhi di tutti. Forgiamo un'idea dal punto di vista simbolico, lavoriamo e costruiamo culturalmente, dicono gli antropologi, le emozioni. Ancora oggi sentiamo molto comunemente dire: ma perché stai piangendo come una femminuccia? Che lavoro stiamo facendo in quel momento socialmente? Stiamo attribuendo dei valori e dei significati a ciò che riteniamo debba essere il ruolo o le attese sociali o le aspettative di un uomo o di una donna. È un lavoro che tutte le culture fanno in modalità totalmente differenti e sulle quali ancora una volta noi non riflettiamo, perché naturalizziamo appunto tutta una serie di dinamiche e di aspettative. Naturalizziamo così tanto che quando ci troviamo di fronte a delle categorie che ci sfuggono, che non ci sono così chiare, rimaniamo un po' perplessi. Perché noi lo sappiamo, l'uomo ha bisogno di chiarezza. Le nostre categorie cognitive devono essere assolutamente chiare. Il bianco è bianco, il nero è il nero. Quando mi trovo davanti al grigio mi sento un po' in crisi. Dove lo colloco? Il tema del dove collocare cognitivamente chi sta in mezzo è un tema interessante dal punto di vista antropologico, molto attuale per quanto riguarda le dinamiche di genere. Per esempio, il contributo dell'antropologia qual è? Mi viene in mente la capacità, ancora una volta, di osservare ciò che accade a livello culturale in contesti differenti. Un buon contributo può essere quello di mostrare che, per esempio, le nostre categorie dicotomiche, maschio e femmina, non sono poi così naturali. Secondo gli antropologi quasi nulla è naturale. Cosa significa questo? Significa che in altri contesti in cui gli antropologi hanno lavorato e quindi hanno raccolto dei dati, eccetera,
troviamo modi diversi, non dicotomici, non oppositivi, maschio o femmina, di pensare ai generi. E qui vi porto un esempio tra i tanti, un esempio di una etnia che vive in Indonesia, in cui sono stati registrati 5 termini specifici per identificare i generi. E sono generi che corrispondono a ruoli sociali, non devianti, normali e normalizzati. Ve li leggo per capire di che cosa sto parlando. Tra i Bugis, appunto, dell'Indonesia, noi abbiamo un termine per indicare la donna. Si dice makaradi. Abbiamo un termine per indicare l'uomo, oranè. Abbiamo un termine per indicare coloro che nascono con genitali ambigui, gli intersex. Anche noi abbiamo un termine oggi, intersex. E questo termine in quel caso è bissu. E questo tipo di persone, in questo contesto, diventano persone con un ruolo sociale molto specifico. Per esempio diventano sciamani, diventano preti, diventano persone che appunto si occupano di intermediazione degli spiriti e così via, cioè questa diversità viene poi elaborata anche sul piano delle gerarchie dei ruoli sociali. E poi c'è un termine, calabai, che indica maschi alla nascita, quindi con un apparato riproduttivo, sessuale, maschile, ma che in quel contesto vengono educati e il loro ruolo sarà di tipo femminile. E poi c'è un termine simile che corrisponde al contrario, cioè i kalalai, che nascono alla nascita con un apparato riproduttivo femminile e che però avranno un ruolo maschile dentro la società. Ripeto, non stiamo parlando di devianti, stiamo parlando di strutture sociali. È un caso estremo? Non importa, la diversità è sempre diversità e ci permette di renderci conto che i nostri modelli, certo, possono essere importanti, fondanti e non li mettiamo in discussione, ma non sono universali. Il secondo termine che ho scelto è gerarchie, che in parte si lega al tema di cui stavamo parlando, perché molto spesso quando noi pensiamo ai corpi in uno spazio, non ci rendiamo conto delle dinamiche di potere che sono intrise dentro quei corpi che si muovono, per esempio, o che hanno appunto dei ruoli e che assumono dei significati. Perché vi dico questo? E questo è un altro esercizio che a volte porto in aula con gli studenti e le studentesse. Se noi osserviamo questa fotografia, molto spesso, se siamo magari un po' più distratti, ma non necessariamente, immagineremo che questa bella, venente ragazza in primo piano è, che cosa? L'assistente, l'ho sentito, le famose S, l'assistente e la segretaria. Non immaginiamo di primo acchito che invece sia lui l'assistente e sia lei l'avvocata. Perché accade questo? Perché non ci rendiamo conto? Perché non ci poniamo la domanda? Perché abbiamo naturalizzato un modello, direbbero gli antropologi, gerarchico, in qualche modo, di potere, che fa sì che io non colga la natura culturale di questo tipo di relazione. È automatico, è normale che sia così. Non me ne rendo conto. Sono quelli che Pierre Bourdieu, sociologo, chiamava gli habitus, per esempio. No? Sono talmente abituato a, ma non perché io sia cattivo, perché nella mia cultura ho introiettato un modello di questo tipo che automaticamente questo vedo. E, ripeto, molto spesso non sono consapevole dei rapporti di potere, che spesso sono rapporti diseguali. Passo al terzo termine, bisogni. Il corpo esprime dei bisogni, certamente, esprime dei bisogni che molto spesso hanno a che fare con situazioni di disagio e di malessere. Magari non è così generale, ma gli antropologi si sono interessati moltissimo agli aspetti di disagio e di malessere, tant'è che hanno coniato ad un certo punto la terminologia di sofferenza sociale, che non è una sofferenza individuale di un corpo unico, è una sofferenza sociale che ha a che fare con un contesto che è violento, per cui il corpo immerso in quel contesto, il bambino che nasce in quel contesto, è già inserito in un insieme di forze che in qualche modo provocheranno non necessariamente una malattia, ma sicuramente un contesto di vulnerabilità. Qui vi porto 2 casi, rapidamente, che sono dei classici della storia dell'antropologia, che proprio ci mostrano questo aspetto di corpo che
ci dice delle cose, che in qualche modo esprime dei bisogni legati al disagio. Il primo caso è un caso molto noto per chi studia antropologia, ma anche altre discipline affine, ed è un lavoro di Ernesto De Martino, antropologo che ha lavorato soprattutto nel sud Italia nella metà del secolo scorso, la terra del rimorso. Lui si occupa di tarantismo, in particolare studia le donne tarantate, cioè quelle donne che in questo contesto del sud, nel Salento, dichiarano di essere state morse da un ragno, la taranta, e di conseguenza di avere tutta una serie di sintomi che in quel momento storico sono affini all'isterismo, altra parola chiave su cui potremmo interrogarci da un punto di vista antropologico, o alle convulsioni. Per cui le donne di questi luoghi mostrano, come vedete, tutta una serie di problematiche, anche fisiche, e quindi un uso del corpo di un certo tipo, e utilizzano a livello, diciamo così, emozionale e a livello simbolico tutta una serie di manifestazioni, di mitologie, di archetipi che sono già presenti in quel contesto, ma che vengono, ci dice De Martino, in qualche modo rielaborati affinché si possa esprimere un disagio. E qual è il disagio che queste donne esprimono? Esprimono un disagio sociale, esprimono un disagio legato all'oppressione come donna in un contesto che non permette di essere. De Martino nei suoi studi si interesserà moltissimo al concetto di presenza. L'uomo ha bisogno di esserci, facciamo un sacco di cose per dire ci siamo qua. Nel momento in cui non sentiamo di esserci succede qualche cosa e il corpo esprime questo bisogno. Il corpo delle donne tarantate è un corpo che poi necessita di un rituale collettivo attraverso la musicoterapia, per esempio la pizzica, la tarantella. Siamo alle origini di questo tipo di musica, anche di tradizione e così via, che rimette in ordine quei corpi che si sono ribellati perché non avevano altro modo per ribellarsi. Quelle donne non hanno voce in questi contesti, il loro corpo permette questa espressione. Però alla fine tutto torna all'ordine, e torna all'ordine appunto attraverso un rituale. Quello che è interessante nello studio di De Martino è l'aver dimostrato quanto la prospettiva medica riduzionista sia insufficiente per coprire questo tipo di fenomeni. Non basta il medico, non basta lo psichiatra, che fanno parte del suo team interdisciplinare peraltro. Qui c'è necessità di una spiegazione di ordine culturale e simbolica. Dobbiamo andare a parare da un'altra parte, capire che cosa stiamo esprimendo. Rapidamente un secondo caso, il caso dei coltivatori di canna da zucchero del Brasile. Qui c'è un'antropologa che io amo molto, che si chiama Nancy Scheper-Hughes, che ha lavorato per 25 anni in questi contesti. Nel contesto della sua ricerca accadono moltissime cose, tra cui accadono delle sorte di epidemie di nervios, i nervi. È una categoria che usiamo anche noi spesso, che cosa siano i nervi, potremmo discutere, no? O i nervi, cosa vuol dire? Non è una categoria medica. Sono quelle etichette molto flessibili in cui possiamo inserire tutta una serie di cose. In questo contesto i nervios provocano addirittura delle paralisi, cioè ci sono numerosi casi di uomini tagliatori di canna da zucchero che già vivono in condizioni molto complesse di disagio, di oppressione politica, di mancanza di libertà e di povertà estrema, che non possono assolutamente parlare. Sono immobili socialmente, non hanno ascesa sociale, non hanno libertà orizzontale e dunque sintomo, questa paralisi collettiva, che viene studiata e analizzata da un team di esperti, non soltanto dagli antropologi, di una sorta di immobilità sociale, per cui quei corpi si ribellano a qualche cosa che non possono esprimere a voce. Non si può parlare in questo contesto, perché altrimenti ti portano via. Qui si raccontano in queste ricerche le storie delle mamme che hanno figli desaparecidos, perché la polizia li porta da qualche altra parte. Non ci si può ribellare con la voce, ci si ribella con il corpo. E sono dei corpi che rimangono immobili, proprio perché siamo talmente dentro un'immobilità sociale, generale, che nemmeno il corpo può muoversi. Interessantissimo, perché qui si vede un aspetto che gli antropologi studiano tuttora in maniera molto intensa, cioè l'aspetto creativo della malattia. Il corpo è un corpo che può essere sempre creativo, e anche nel momento in cui si ammala, a volte il corpo esprime una sorta di ribellione che può essere anche sovversiva e può essere anche utile.
come in questo caso. Un'analisi antropologica di questo tipo di processi sottolinea che qui siamo davanti a dei corpi che resistono in qualche modo e che cercano una via di uscita. Anche in questo caso medicalizzare questi processi sarebbe assolutamente inutile. Vedremo soltanto una parte di tutto questo processo. Non capiremmo la forza sovversiva in qualche modo di quello che accade in questi contesti. E ultima parola, sarà molto breve, ha a che fare col mio campo di ricerca. Ho lavorato per quasi 10 anni in area maya yucateca nel sud-est del Messico. Il contesto lavorativo è quello che ha a che fare con i saperi e le pratiche del parto e della nascita, lavorando con levatrici e donne maya, e qui perché ancora una volta il corpo? Il corpo è centrale ovviamente nel processo di nascita, ma non soltanto il corpo del bambino che nasce, della partoriente che lo partorisce, eccetera. Io mi sono interessata in particolare a questo massaggio, che è un massaggio prenatale che si effettua soprattutto durante la gravidanza una volta al mese, per riposizionare il bambino nella posizione corretta per un parto naturale. Cioè l'idea è che manipolando mese per mese, quindi all'interno di visite che la levatrice effettua nella casa della donna, si possa in qualche modo preservare la donna dall'andare in ospedale e dal partorire in casa in maniera naturale. È un contesto in cui il parto ospedaliero è associato in maniera anche oggettiva all'altissimo indice di tagli cesarei, per cui le donne hanno paura di andare in ospedale perché la maggior parte delle donne, ripeto, abbiamo delle percentuali molto alte, in ospedale viene cortada, come si dice localmente, viene tagliata. Di conseguenza si elabora, diciamo così, strategicamente, se vogliamo, culturalmente, un discorso interessantissimo su questo massaggio che è già testato nei codici precolombiani, che però in questo contesto di crescente medicalizzazione del parto ha assunto sempre più importanza, e questo massaggio che si chiama la Subada è senza dubbio un sapere incorporato, è un sapere che viene trasmesso di generazione in generazione, da levatrice a levatrice, nella trasmissione empirica dei propri saperi, ed è anche un sapere che viene rinegoziato continuamente di fronte al sapere scientifico che comunque c'è ed è un soggetto presente nei percorsi di gravidanza e parto delle donne maya, ma viene rinegoziato anche rispetto alle innovazioni che per esempio arrivano e che fanno parte di società e culture che sono dinamiche e che noi non osserviamo con lo sguardo, come si diceva all'inizio, essenzialista e statico. E quindi ancora una volta il corpo che diventa nella sua ottica multidimensionale il luogo in cui si trasmettono per esempio competenze e valori che hanno a che fare con il genere, con il ruolo delle donne, con la gestione del processo riproduttivo, che è una gestione che in questi contesti è ancora in mano alle donne, al contrario di ciò che accade in altri contesti anche più vicini ai nostri. E infine, per chiudere, il corpo della ricercatrice. Il corpo della ricercatrice ha un senso in questo percorso. Noi andiamo sul campo e così come siamo, essere donna, e nei primi anni delle mie ricerche ho cominciato a fare ricerche in questi luoghi nell'anno 2000, essere giovane donna senza figli ha avuto un'influenza. Gli antropologi sono interessati all'influenza del ricercatore sul campo. Noi non siamo oggettivi, non abbiamo la pretesa di essere oggettivi, siamo soggettivi e la nostra soggettività è proprio il valore, dal nostro modesto punto di vista, della nostra disciplina, perché mettiamo in campo quella soggettività, diventa un elemento di analisi e quindi il mio corpo in quel contesto è un elemento di analisi come il corpo delle donne e delle levatrici, e il mio corpo negli anni a seguire, quando sarà un corpo che ha provato los dolores de parto, i dolori del parto, come mi veniva detto in quel contesto, è un corpo diverso che viene percepito dalle levatrici in maniera diversa, perché tu adesso hai provato, hai fatto esperienza attraverso il tuo corpo e quindi io adesso ti posso raccontare delle cose che prima non ti raccontavo per niente. E con questo io chiudo, vi lascio con questa idea, spero, di multidimensionalità del corpo e di necessità di avere uno sguardo appunto complesso e molteplice. Grazie. Grazie mille alla professoressa Patrizia Quattrocchi, e adesso la parola al professor Stefano Lazzer per l'ultima parte di questo incontro dedicato al corpo nelle scienze motorie. Prego. Esatto. Grazie. Bene,
Si sente, sì. Bene, buonasera a tutti. Grazie per le relatrici per queste splendide relazioni. Io spero di essere all'altezza. Grazie per tutti coloro che anche mi hanno invitato, per gli organizzatori, per questo splendido pomeriggio. Allora, io adesso invece vedo il corpo in maniera un po' diversa, nel senso che per me, chi sono io? Io sono un docente di fisiologia dell'esercizio e di teoria dell'allenamento e coordino da una quindicina d'anni corsi di laurea in ambito motorio nell'Università di Udine. E da 25 anni mi occupo di promozione dell'attività fisica. Ho avuto la fortuna, assieme ai colleghi, di lavorare per la promozione dell'attività fisica dai bambini agli adulti con patologie e anche la stragrande fortuna di seguire degli atleti di altissimo livello. Quindi ho visto un po' nell'ambito motorio un po' tutto l'escursus e questo mi ha dato tantissime soddisfazioni e ho cercato di chiudere tutta questa storia nella storia che vi racconto oggi. Allora, cosa ho fatto? Allora, siamo così. Allora, prima ho visto l'antropologo che ha mostrato questa figura. Ho detto, spero non la commenti tanto, altrimenti mi porta via mezza presentazione. No, non è vero. È stata eccezionale. Anch'io la commento poco. Noi siamo stati creati fondamentalmente per correre. Siamo laggiù in fondo, adesso siamo seduti e una tantissima prevalenza di persone in sovrappeso obese. Sì, anche questo. Mi sono occupato un po' di obesità perché è stato il dottorato l'ho iniziato con l'obesità all'epoca e quindi mi hanno detto fai qualcosa per promuovere l'attività motore con gli obesi. E non è facile perché sono persone sedentarie. Allora questa parola è quella che vorrei dirvi che è la peggiore causa di patologie che abbiamo adesso, la sedentarietà. Infatti noi siamo stati creati, qua sono milioni di anni, e negli ultimi 100 anni ci hanno messo seduti, sono nate tecnologie straordinarie, meravigliose. Io non sono assolutamente contrario alle tecnologie, anzi sono un po' che non le so utilizzare, però sono eccezionali perché ci aiutano in tutto, però ne abusiamo. E allora cosa facciamo? Adesso per accendere la luce battiamo le mani, per fare qualsiasi cosa parliamo. Alexa, aprimi questo o quell'altro. Non voglio fare pubblicità, non so neanche usarla, però ci sono tutte queste tecnologie qua e noi non ci muoviamo. E la sedentarietà è la peggiore patologia che abbiamo adesso, perché noi abbiamo un corpo eccezionale che è stato creato per correre, per muoversi, per fare movimento, non per stare seduto. Infatti adesso vi voglio convincere con solo un grafico, non ve ne voglio far vedere tanti perché non voglio essere noioso ste ore, però voglio dimostrarvi che essendo obeso, attivo, io ho lo stesso rischio di patologie di un normopeso attivo. Cosa vuol dire? Qua abbiamo il rischio di incorrere in patologie varie. Quelle tre colonne a destra sì, abbiamo i normopeso, il sovrappeso, gli obesi che fanno tanta attività fisica. E sono tutti alti uguali quegli istogrammi lì. Vuol dire che hanno tutti, dal normopeso attivo all'obeso, lo stesso rischio di incorrere in patologie varie che ti inducono anche alla morte. Il fatto di essere poco attivo e obeso, allora è un rischio un po' più grave. Ma questo cosa vuol dire? Non è l'obesità la patologia che mi induce ad aumentato il rischio di una qualche patologia, è il fatto che io sono fermo, sto fermo, non mi muovo. E questa qui è la peggiore patologia che abbiamo in questo momento nella nostra storia. Ma allora, cosa succede? Succede che anche qui, ma bisogna muoversi quanto? Allora adesso tutti quanti sappiamo 150 minuti la settimana, di più bisognerebbe fare. Infatti qua abbiamo il rischio di morire per diverse cause. Se non faccio niente è poco. Se mi muovo con quelle raccomandazioni suggerite dall'OMS è il rischio più basso ovviamente. Se mi muovo di più il rischio diminuisce ancora. Quindi anche questo grafico vi dice muoviti che se no rischi qualche cosa. Ma ancora la cosa più facile è che se io aumento di un'oretta al giorno la mia attività fisica, 60 minuti al giorno, adesso voi direte 60 minuti, abbiamo 1440 minuti nell'arco di una giornata, 24 ore per 60 fa 1440, tanta roba. Ne prendo 60 e la dedico a me stesso, rischio di non andare in ospedale, posso andare lo stesso, non è però rischio un pochino meno. Quindi se io sostituisco la sedentarietà di un'ora con un'ora di attività fisica, rischio molto meno. Bene, allora questa
figura qua potrei parlarci tanto tempo, ma la taglio corta perché siamo tardi, perché rappresenta un omino che prende dell'ossigeno e prende del cibo. Noi abbiamo bisogno di ossigeno per fare cosa? Per usarlo qua nel muscoletto per bruciare i substrati energetici, cioè lipidi, proteine e zuccheri che buttiamo dentro con l'alimentazione. L'ossigeno ci serve a questo fondamentalmente. Brucio il substrato energetico grazie all'ossigeno, produco l'energia che mi serve alla contrazione del muscolo. Ecco, facile. No, facile, perché l'ossigeno per andare da qua al muscoletto deve passare i polmoni, deve passare il sistema cardiocircolatorio, deve arrivare al muscolo ed è una cosa eccezionale. In milioni di anni tutto questo sistema si è adattato per renderci performanti. Se non lo uso, il sistema va in tilt. Se non lo uso, questo sistema qua si autodistrugge. Pensate, solo per dire due stupidaggini, ma io sono diventato appassionato di questo mestiere guardando Siamo fatti così. È una stupidaggine, sono i cartoni animati. Dopo ho fatto un pochino di più con gli anni. Noi abbiamo una superficie qua di contatto tra gli alveoli, che sono quelle palline che sono presenti negli polmoni, che contengono l'ossigeno, i capillari che le avvolgono, una superficie di contatto tra questo sistema che è grande come mezzo campo da tennis. Cosa vuol dire? Che abbiamo mezzo campo da tennis qua dentro disponibile per essere in contatto tra gli alveoli che trasmettono l'ossigeno e i capillari che lo prendono e poi lo portano in circolo. I reni, che sono 2 fagioli grandi così, filtrano 180 litri di plasma al giorno. È tanta roba, 180 litri. Mettete qua 180 bottigliette da 1 litro e vedete che i vostri reni lavorano come pazzi. Quando non facciamo niente, io consumo 350 millilitri di ossigeno. Poca roba, una bottiglia di birra di ossigeno consumo, ok? In circolo ne abbiamo 1 litro, circa 3-4 volte di più, pronto lì nel caso succeda qualcosa. Siamo fatti eccezionalmente bene, tant'è che se non faccio niente io riduco questo. Se io utilizzo il mio corpo al 95% non mi rendo conto che butto via il 5%. Se non utilizzo il 60% non me ne rendo conto che butto via il 40%, perché tanto sopravvivo lo stesso. Ed è proprio il fatto di essere fatti talmente bene che ci induce ad essere meno performanti ed andare incontro a stare fermi. Allora, adesso vi dico che dobbiamo allenarci. Avete capito che la sedentarietà no, non bisogna farsi. Allora bisogna muoversi. Se alleniamo, io metto sempre la Ferrari perché sono appassionato di macchine e la Ferrari è una macchina eccezionale. Noi siamo fatti così, siamo una Ferrari. Ma anche lì, immaginatevi di avere una Ferrari e metterla in garage per 2, 3, 4, 5 anni. La tirate fuori, volete fare una corsa, scoppia tutto. Le ruote si distruggono, i filtri si rompono, i vari tubi con l'olio si distruggono, si intasano. Siamo uguali. Abbiamo un corpo eccezionale, abbiamo una potenza aerobica, cioè la capacità di prendere l'ossigeno e portarlo al muscolo, che è eccezionale, che è come quella della Ferrari, che è la potenza di una Ferrari. La capacità di utilizzare il nostro motore viene chiamata frazione di utilizzo, che è la capacità di mantenere il numero della macchina, i giri della macchina. Quando vado veloce, io vado velocissimo, ma a un certo punto se vado troppo veloce, scoppia anche la macchina. Stessa cosa noi. L'ultima cosa è che noi possiamo valutare anche quanto consumiamo. Noi consumiamo ossigeno per muoverci, la macchina consuma benzina. E più siamo efficaci, soprattutto adesso che la benzina è andata anche un po' giù adesso, però c'è stato un momento in cui facevamo molta attenzione a quanto costava la benzina e a quanti litri faceva la nostra macchina. Stessa cosa per noi. Noi utilizziamo dell'ossigeno per muoverci e se lo utilizziamo bene siamo più efficaci e siamo più performanti. Benissimo, allora tutto questo per raccontarvi che per iniziare a muoversi possiamo farlo tutti, anche il sedentario, obeso, anche la persona con patologie croniche. Noi le alleniamo quotidianamente, le seguiamo queste persone quotidianamente e offriamo loro un'attività fisica, gli proponiamo di fare attività fisica. Ma anche questo, non possiamo più dire muoviti, cammina, ma dobbiamo fornire delle indicazioni precise. Con quante volte al giorno, a che intensità, per quanto tempo e che tipo di attività. E questa cosa qui la può fare un professionista del movimento, che sono i ragazzi che formiamo noi. Ma non serve il professionista, serve la voglia di muoversi. Prima si parlava di corpo come macchina eccezionale.
E soprattutto questo l'ho visto in un periodo in cui cercavamo di capire ma perché uno si ferma? Qual è il limite di una performance fisica di una persona? È fisica o mentale? E anche lì, chi è che ci ferma? Perché non posso andare più veloce quando alla fine di una maratona un personaggio che ha corso per 20 km all'ora per 2 ore, gli ultimi 200 metri li fa 25-28 km all'ora a piedi? Perché una persona si cimenta in una gara di 600 km in bicicletta con 10.000 metri di dislivello e continua a pedalare? Chi è che ti ferma? Chi è? Cosa succede? Non l'ho mica capita, abbiamo provato tanti anni a studiarla, perché il fisico va avanti, la mente, la motivazione è qualcosa in plus che è la persona che distingue l'atleta dal campione. E questa motivazione è data da 1000 fattori, da 1 miliardo di fattori. E adesso ci sono i keniani e gli etiopi che vincono le maratone. È vero, fisico eccezionale, motivazione 10 volte eccezionale rispetto alla motivazione di un europeo, di un occidentale. Allora, per convincervi che è possibile arrivare dall'obesità a riprendere possesso del nostro corpo e rimetterci in moto, vi racconto una storiella che ha messo insieme un po' tutte le cose che abbiamo fatto in questi anni. È un po' un evento anche un po' unichetto, anche perché abbiamo preso un gruppo di una quarantina di soggetti adulti obesi, sani, e abbiamo allenati per 1 anno, e dopo questo anno questi personaggi si sono sparati una maratona di 42 km e 195 metri. Siccome la cosa è vera e raccontarvela non mi credete, abbiamo realizzato questo filmatino, che sono 3 minuti e non vi tedio più di tanto. Però il video è più bello della mia noia mortale di parole. Un anno di lavoro abbastanza intenso con un gruppo di giovani ricercatori. Vabbè, questo è il mio bla bla, è inutile, non serve a niente, racconta semplicemente la storia di come è nato questo progetto, dall'esperienza che avevamo tutti, dal fatto di aver allenato dall'obeso al maratoneta e prendere insieme le nostre conoscenze per dare la possibilità a queste persone di riprendere in mano la loro vita. Ascoltate questa frase. Sono tutte persone che vedete lì, meno 20-30 kg dopo 1 anno. Questi sono i giovani colleghi che invece hanno partecipato all'allenamento.
30 kg in meno anche qui. La ragazza magra non aveva partecipato alla campionessa europea di maratona, che era testimonial dell'evento. Ecco, diciamo che queste immagini forse valgono più di un sacco di parole raccontate, di grafici, perché mette in risalto effettivamente che dopo dietro abbiamo scritto dei lavori scientifici, ma non contano niente rispetto a quanto è stato fatto per queste persone. Non è sui vari canali televisivi trovate il personaggio americano che ha fatto l'esperienza perché è uscito da tutte queste cose qua, ci sono 1000 di queste cose qua. Qui è un gruppo, seguire un gruppo di 35-40 persone per un anno e tutti quanti portarli a fare chi la maratona, chi la mezza, la più corta, quindi o 42 km o 30 o 21, è stata un'esperienza eccezionale perché questi ragazzi, oltretutto, ce n'è più di qualcuno che continua a fare questa attività e questo è l'obiettivo principale di tutto il nostro percorso, non limitarci al periodo di cura che non serve a niente, ma dare la possibilità a queste persone di continuare. Pertanto, eravamo così, ma la mia pezzettino è che possiamo riprendere il controllo di noi stessi, assolutamente, senza, magari con l'aiuto di personale qualificato, ma possiamo assolutamente riprendere il controllo di noi stessi, riprendere in mano la vita, perché riusciamo, sicuramente anche la persona obesa riesce a fare tutte le sue cose, ma sfrutta il 5% del motore che ha a disposizione, quando ne ha il 95% che può conquistare il mondo. E questo è un po' il nostro obiettivo, quello cercare di dare una seconda speranza alle persone che si cimentano in questo ambiente. E l'attività fisica, virgola, costa niente onestamente, basta un paio di scarpette delle volte, tanta motivazione, ma lì io non so niente perché non sono psicologo. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Lazzer, grazie anche a tutti voi per la presenza e la partecipazione. Penso che sia stato un incontro appunto come doveva essere anche nell'idea degli organizzatori, molto eterogeneo e plurivoco, insomma abbiamo attraversato diverse discipline, abbiamo capito che forse non esiste un corpo in quanto tale, non esiste un corpo del diritto, le leggi non sono astratte ma invece creano senso comune, hanno delle conseguenze che poi si riversano nella società, nel modo in cui noi viviamo all'interno delle nostre comunità. Ugualmente anche l'antropologia ci ha fatto capire quanto non esista l'idea di un uomo in generale, ma che invece appunto la cultura si fonda e si basa anche su elementi spazio-temporali molto ben definiti. E poi insomma grazie anche al professor Lazzer che ci ha fatto capire e ci ha ricordato che quando parliamo di corpo dobbiamo ricordarci anche appunto del nostro stesso corpo che può essere trasformato, può subire delle metamorfosi talvolta appunto anche proficue. Vi ringrazio molto e rimando a domani per l'ultimo appuntamento durante il quale si parlerà invece di informazione e buona serata. Arrivederci.